Per l'ultimo gioco, che è appunto giù dalla torre, quindi vi chiediamo, vi diciamo due opzioni e vi diciamo di scegliere tra una delle due, quindi pasta al pesto o pasta al tonno. Dobbiamo scegliere chi salvare. Sì. Io tonno, in memoria del buon. Ma sta col tonno. Però raga, no, però è pasta al pesto, cazzo. Poi c'è Sanremo adesso, no? I famosi gentilissimi liguri. Gli accoglienti, i generosissimi. Ha vinto Benigni quest'anno? Chi ha vinto Sanremo? Benigni? Buongiorno principessa. Tonno pesto. Allora, in Sardegna c'è un posto che si chiama Carloforte. C'è una colonia ligure e fanno la pasta col pesto ma anche col tonno. Quindi Carlo Fortina, la Carlo Fortina. Questa è la risposta democristiana più democristiana di È vero, ultima intervista, oggi qui con noi, post concerto, Bulgarelli. Bulgarelli. Yeah. Da Bologna. Bologna, vero. Vado, Ok, vai. prima domanda, appunto, come è stata per le altre band? Come è andata stasera il concerto? per me è super, secondo te? Per me molto bene. Lapidario, secco. Sì. Super, bello, bellissimo. Grazie ragazzi. Esatto, io volevo dire grazie raga perché ci siamo trovati un sacco bene. Siete dei grandi, cazzo. C'è un bel ambiente. E quindi è andata bene anche per quello. Bella. Sì, condivido, bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Dico così, Siete di me. molto forti. Anzi, non mi è piaciuto Francesco, ma tutto il resto è andato benissimo. Grazie. Allora, voi una band bolognese, giusto? Prima volta che suonate in Veneto o avete già suonato prima d'ora? Ho suonato a Padova. Sì, no, Padova. Emilia, Padova in Emilia, giusto? Più o meno è una cosa così. Oddio. No, Nadir, e poi basta, sì. Questa è la seconda. Ah, Belluno. Ma Grande Belluno per Nix, me in Austria. volevo salutare Nix. No. Belluno è per forza, cioè, bellissimo. Giusto? Sì, abbiamo suonato al Nadir, non mi ricordo quanto tempo fa, con i Furgone, Muffa. che è un altro gruppo di nostri amici sardi, perché siamo di Bologna, ma in realtà loro tre sono sardi. Con i Muffa di Padova e i Traiettoria. Sì. Poi abbiamo suonato a un Nix. Bologna Hardcore Con un'altra band. Con i Furgone, sempre. Sì, con i Furgone, Hardcore Punk. e non mi ricordo, Next con chi eravamo quella sera? Quel pomeriggio? Muffa e Traiettoria. Sì, ormai il bill era sempre quello. Era sempre uguale. Forse c'era Tiziano Ferro. Magari. Tiziano Acciaio. No, Va bene. Ok. Sì, quindi la terza volta. Bene, ok. E ci dite, anche se non siete bolognesi, però penso che il dialetto un po' l'abbiate appreso, una parola in bolognese che di sicuro non conosciamo. Dammi il tiro. Adesso tocca a voi che non sapete un cazzo. Sorbole. Sarbole. Il rusco. Mi tiri il rusco dalla finestra. No? non mi viene in mente nulla questo. puoi Sì, dire. infatti. Sono il primo che ha preso Aio, residenza a aio. Bologna.
Boh, non mi viene in mente nulla di particolare, ma voglio essere volgare, quindi Soccia o Sochmel proprio, se volete. Non vi dirò la traduzione. Dicevi una cosa che non sanno. Loro Qualcosa sanno. che non sanno? Sdaura, che Ci sto. vabbè, allora sei preparato. Bagaglio? Vuol dire bagagli. Un coso, un bagaglio. Che non so io se sia bolognese, però non importa. Un toso. Beh, toso si dice... No, il toso qua è... Si dice qua. Ma qual è la rispettiva traduzione di quello che avete detto in bolognese? Dammi il tiro è tipo quando apri la porta. Cioè suonano al campanello, ti dicono mi dia il tiro. Vuol dire aprire la porta. Ok. Mi dia il tiro, non lo so. Il postino ti dà del lei. In generale, non lo so, tu sei amico del tuo postino, io non lo so. Cioè io non l'ho mai visto. Tipo, apri. Ah, ok. Tiro, giustamente. Il rusco è la spazzatura, c'è un posto in Lombardia che si chiama Poggio Rusco perché i bolognesi portavano la spazzatura lì. In Lombardia. Perché erano In Lombardia. Perché oltre alla zona 30 aveva messo anche questa cosa a Bologna. Zona 30 non entriamo nel discorso. E no, io la traduzione l'ho detta bagai che è coso, altrimenti era Sochmel. E non siamo più in fascia diretta, quindi è letteralmente succhiamelo, però è un intercalare, scusate, bambini all'ascolto, bambine, bambini. E sì, fondamentalmente è quello. E tu invece? Avacero cazzo vuol dire pizza margherita. Sì. Prego, entri pure. Ok. Domanda che forse vi hanno fatto altre 1000 volte, forse no. Da dove viene il nome Bulgarelli? No, vete. Vabbè, cioè, allora, Bulgarelli era un noto numero 10 bolognese che giocò anche in nazionale, la nazionale italiana, purtroppo non in quella sarda. Era molto forte e c'era una sua maglia appesa nella sala prove dove noi abbiamo iniziato a suonare assieme. In parallelo, cioè non c'era solo questa maglia, c'era anche uno dei suoi figli che è un tizio un po' rimastone che girava lì nei dintorni e veniva in sala a scroccarci le sigarette e a bere le birre con noi, e quindi abbiamo deciso di dedicargli la nostra vita, però a lui, non al padre, però tipo, sai, questa è più o meno la storia, credo. Mi sono perso qualcosa? Giacomo faceva anche le telecronache della sì, nazionale esatto. italiana negli anni 90. Esatto. Commento tecnico. Sì. E anche in FIFA. Anche in FIFA. Sì. Fino a FIFA 99, FIFA 2000, secondo me c'era lui. Esatto. Ma la cosa divertente Giacomo della maglia in sala prove è che lui ha sempre giocato nel Bologna, ma quella maglia era del Napoli. Sì. Non so perché. Non so per quale motivo. Lo so. Cose matte. La prossima domanda. Nel 2024 è uscito il vostro primo album, Fat Animals, che ha una copertina stupenda secondo noi. Grazie. Ti diamo una E- spinetta dopo. Beh, la spinetta. Se la vostra musica fosse un piatto da mangiare, cosa sarebbe? Non è facile Fai te, io non lo so. questo. Una cosa controversa per il bolognese medio, ma molto buono, tortellino con la panna. Ma quindi per te è un pastis, tipo una roba un po'. Siamo persone che Surgelato, bevono un pastis. Surgelato, sì, esatto. No, un pastis è bello. Accetto la risposta. Sì, un gin tonic. Che è comunque del cibo. Perché ne abbiamo bevuti pochi questa sera. Non lo so, un'insalatona. Stupenda. Un'insalatona di quelle pronte. Tipo, insalatona pronta proprio che tipo La apri, dualità. Tra mezzino, uovo e tonno. È buonissimo, buonissimo. Ok. Oggi che stiamo registrando siamo a metà tra il 15 e il 16 febbraio. Ad aprile farete un tour nel Regno Unito. Come vi sentite? Com'è? Allora ragazzi, bella, sì, siamo carichi. Anche perché è la prima volta in realtà che suoniamo fuori dall'Italia. Anche perché è la prima volta che magari ci sente qualcuno che potrebbe capire quello che diciamo. È vero. Cioè, a dritto, lo capisce. E quindi, poi personalmente sono un gran fan dei Cure, quindi suonare nella loro patria per me è onore, no? Dici, ci sta. Sì.
Io sono carico, ma sono terrorizzato di guidare a Londra con la guida a destra. Terrorizzatissimo. Perché sei tu quello che guida di solito. Noi tre. Guiderà Gianni che non guida mai, Quindi non hai questa preoccupazione. guida Gianni. No, beh, speriamo, dai. a casa io. Speriamo che sia bello. A Galles dobbiamo andare? No, solo in Inghilterra. Purtroppo sono in Inghilterra. Perché Bristol è vicino al Galles. Sì, più o meno sì. Possiamo andare. Cioè, Tu così, sai il gallese? in gita. Beh, saldo gallese. Sì, magari. Lui. Saldo gallese è un po'. Potrebbe. Qualche consonante in Sì, ma comune sì, c'è. sì. Anche con gli scozzesi o l'irlandese, dipende dai casi, insomma. Secondo di... Ok, allora qual è la canzone, appunto la domanda che abbiamo fatto a tutte le band, qual è la canzone perfetta per la domenica mattina? Mi sono preparato. Io non ce l'ho fatta. Walk on By, Bart Bacharach. Classicone. Vabbè, Sono vecchio. Vai tu. non ce l'ho, quindi vai tu. Per ora non ce l'ho. Gianni l'aveva, Però ci Gianni penso. la sa. Sì, non... Funziona? Allora, quando sto tornando a casa, all'alba vincerò. Quando sono quasi arrivato a casa, Sunday morning. E quando mi sveglio, qualche canzone paranoica pessima, tipo Kid A, no? Quelle robe là dei radio. La paranoia, no? Quando stai male. Sì. La merda, tipo. E tu non hai. Volevi dire qualcosa? Ce l'ho. Ah, vai. Offri la vita tua. Ce l'ho. Quella è la domenica perché. Vai. Francesco. Radio Monte Carlo, se ci sono Dire Straits, qualcosa di più chill. Top! Noi siamo un po' bimbi di Radio Monte Carlo, fondamentalmente. Andiamo col gioco non si giudica un disco dalla copertina, forse sapete già come Vai. funziona. Pescate un disco casuale senza guardare quello che prendete e giudicate la copertina che vibes vi dà Vai pescandola. per primo. Sii cattivo. Se è già uscito potete cambiarlo. Questo è già uscito. Willy Peyote in mezzo alle scatole. Questo non credo sia già uscito. No. Cos'è? Overt. Unknown Pleasures Overt. dei Genesis. Dei Genesis. Incredibile. Non lo so, direi infantile. Direi infantile. In senso buono. Sì, cioè, guarda, è un bel... Oppure, cioè, non so, brutalista, se vuoi. Cioè, primitivo, cioè, ok. Questo. Mi piace. Sì. Vai già. Vado io? È bello questo gioco, È già uscito questo? No. Mio padre. No, ragazzi. Harry. Grande ragazzo, grande, bello. Allora, se devo dire la copertina, un bel tipo. Lo ascolterei, perché no? Mette la foto così ti Perché? Sì, Giorgio Poi. mica bello, ci sta questa. L'ho ascoltato anche. Ma devo commentare la copertina? Sì, la copertina che vibes ti dà, insomma, che ne pensi? Molto bella, ma lui di meno. Però, ma lui è un bel ragazzo, ma la copertina è più bella di lui. Quindi è un bel risultato. Cioè, è bello, è un bel disco anche. È un bel disco anche. Ok. Vai con Manu Ciao. No, è già uscito. Gran disco. Gran disco comunque, sì. Anche questo è già uscito. Gran disco anche questo. Capolavoro. Incredibile capolavoro. Ok. Questi, allora faccio un po' la figura dell'ignorante. So che sono australiani, ho sentito forse un paio di pezzi. So che Rihanna ha fatto un sample, un'interpolazione di un loro pezzo in Anti, che è l'ultimo disco di Rihanna purtroppo. La copertina è bella, mi sembra Tame Impala The Slow Rush, è un disco desert rock, ma so che non è un disco desert rock, luminoso, sabbioso, casalingo. Molto casalingo. Quello è l'ultimo gioco che è appunto giù dalla torre, quindi vi chiediamo, vi diciamo due opzioni e vi diciamo di scegliere tra una delle due, quindi pasta al pesto o pasta al tonno? Dobbiamo scegliere chi salvare. Sì.
Questo è difficile. Io tonno, in memoria del buon. Ma sta col tonno. Però raga, no, però passa il pesto, cazzo. Poi c'è Sanremo adesso, no? Vero, Liguri. Sì. I famosi gentilissimi liguri. Gli accoglienti, i generosissimi. Ha vinto Benigni quest'anno? Chi ha vinto Sanremo? Benigni? Buongiorno principessa. Tonno, pesto. Allora, in Sardegna c'è un posto che si chiama Carloforte, c'è una colonia ligure e fanno la pasta col pesto ma anche col tonno. Quindi Carlo Fortina, la Carlo Fortina. Questa è la risposta democristiana più democristiana di questa. Io salvo la pasta col tonno. Ok. Per motivi... ma lo scaldi il tonno? O lo... E scaldi il pesto. Per Dio. Sarebbe un po'... Sì, Un sì. po' di peperoncino sulla pasta al pesto ci sta sempre Quello bene. ci sta sempre, ma anche no? la pasta sugo e tonno, ci sono le varianti. le variabili. E la seconda domanda, mullet o pelata? Mullet. Per me è mullet, raga. Sicuro. MacGyver, cazzo. Confermo mullet, confermo. Io ho pelato per Pantani che è morto l'altro giorno, 14 di cos'è? Febbraio. San Valentino, cazzo. Pelato. Grande. Io invece, essendo oggi il compleanno di Bright Eyes, che probabilmente per un periodo ha avuto il mullet, dico mullet. Ok, 3-1. Anche per il cantante dei Remi il mullet è la cosa più importante. Allora, di che cazzo è? Avere un ippopotamo domestico o avere una casa senza tende? Non sono pronto. Beh, a me gli ippopotami sono sempre piaciuti, quindi... Ma che cazzo è Cioè, com'è? Nel senso che... Ma tu cosa ne pensi? Domestico vuol dire che poi posso insegnargli a fare cose. Allora, vai, dopo di quel perché della domanda. Notte alte sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti. È una domanda da Marzullo questa, no? E quindi Marzullo la risposta, ragazzi. Devi rispondere adesso, per fargli a te la domanda. L'ippopotamo, perché è un animale grasso. Ok, anch'io l'ippopotamo, ma dopo spiego perché. Ah, ok. Io l'ippopotamo perché a te dici ippopotamo, quindi io mi accodo a te. Quindi c'era una risposta giusta. Sì. Allora, la casa senza tende, perché la tenda è un'altra cosa da lavare, mi rompe i maroni fare le lavatrici, e perché una volta un mio amico si è trovato veramente un mio amico si è trovato un ippopotamo in mezzo alla strada perché era davanti al circo ed era tipo uscito dalle gabbie. Davanti al circolo. Esatto. Tipo sono dovuti andare a bussare nella roulotte dei tipi del circo, ma c'è il vostro ippopotamo per strada. Storia successa davvero. Una grande risposta pragmatica. No, devi spiegare perché. Ah, sì. No, perché nella casa in cui vivo adesso non ci sono tende. Ed è devastante non avere tende in casa, cioè non hai privacy, non hai, cioè tutti da fuori vedono quello che fai dentro. Cioè non c'è una tenda che scherma la tua intimità in camera, quello che fai fuori. A che piano abiti? Al primo piano. Allora è un casino. C'è il bagno finestrato. Il bagno dà sul giardino. E tipo è laccato, quindi lì però tipo se sei in camera potenzialmente chiunque dei piani sopra davanti può sempre guardare quello che fai dentro. Cioè quindi non bene questo. L'ippopotamo è almeno peggio forse. E allora la domanda del superpotere, quindi vorreste leggere nel pensiero o poter imparare a memoria ogni cosa che si legge? Leggere nel pensiero, sicuro, 100%. Perché puoi capire, no? Ci sono dei fraintendimenti a volte, no? Dici, cazzo... E invece così. Anche stasera, no? Magari qualcuno ti dice, mica grandi raga, e poi in realtà dici, cazzo è questa merda? Allora tu dici, ok, ora lo so, no? Ma non è che mi offendo, puoi anche dirmi va a far culo. Cioè, ti offendi, ma sai chi sono i tuoi amici. Cioè, sai, è per questa cosa. Sì, anche io
leggere il pensiero. Palese che Gianni ha ragione, quindi... Sentiamo l'ultima però. La seconda che hai detto, Potrei imparare a memoria. assolutamente sì. Ho già... Non mi interessano i cazzi delle altre persone. La verità, voglio imparare questa memoria. Questa è una grandissima domanda. Domanda esistenziale. Inverno o estate? Voi siete sardi, dai. Lui Per no, me, però. per me è inverno, per me è inverno, per me è inverno. Sì, sì. Sì, io sono invernale. Per me è estate perché sto pensando al suicidio da troppo tempo, cazzo. Non vedo l'ora che cambi l'orario. Se non mi sbaglio quest'anno è il 1° aprile. Comincerò a vedere la luce una volta che avrò finito di lavorare verso le 6, quell'ora là, verso il 22 di marzo. Ho controllato tutto, raga. Tutto. E a Bologna c'è tempo di merda, ok? Quindi è estate. È stata anche io per i suoi stessi motivi, ma meno suicidi. Inverno perché è esotico. Ok. Questa è una domanda culinaria invece. L'avete già fatta, la pasta al pesto e tonno. Ma è la seconda domanda culinaria. Meglio Cannavacciuolo o meglio O Barbieri. Piatto che siete andati in ristorati entrambi. Molto cibo. Questa è più culturale, diciamo. Sì. Allora, fare la scarpetta o bere il brodo? È difficile, molto difficile. Ma bere il brodo rumorosamente? Come piace a te? col cucchiaio, no? Esiste un modo non rumoroso per berlo? Prego, La scarpetta perché mi piace il pane. Ah, ok. Sicuro. come sei pragmatico. Sì, no, dico che è scarpetta perché mi piace il pomodoro. E i provinciali cosa hanno risposto a questa? Avevano tutte domande diverse. Il Radiohead. Potremmo chiedere però... Ah no, Provinciale. uno... No, vieni tu, secondo dai. Siamo d'accordo. Cosa? più soddisfacente. Ok, Già è il gesto da fare, che già c'è un senso di impegno più fisico. ok. Ti dà proprio soddisfazione. E pulisce. Però anche bevendo il brodo pulisci il piatto. No, brodo ti sazia di più, quindi il brodo, perché è bello anche, ti fa una come si, non libella, stavo dicendo. Una come si dice? Beccio. Quasi. No, una come si dice? Liberazione. No, quando metti la carta, quella sai, ti fa un tatuaggio, metti la carta come si chiama? La pellicola, sì. Ti metti una pellicola nello stomaco e puoi fare quello che vuoi, sì. Brodo, anch'io perché bevo con quanto un cammello qualsiasi liquido durante il giorno, bevo tipo 3 litri d'acqua e il brodo è acqua e lo bevo, quindi... Il quarto litro che bevo. E la ultima domanda della nostra intervista: avere la camera che è un degheio o un soggiorno minimal scandinavo? No, la camera che è un degheio, raga. Perché li voglio bene, sono un sacco bravi. Bravi, complimenti, raga. Minchia, bravi. Degheio. Sì. Sono anche dei bei ragazzi a livello estetico. E anche la provinciale. Nulla Sì, degheio. togliendo ai degheio. Il minimo scandinavo mi piace, quindi quello. Ma chi è più bello, il degheio o è a livello estetico? O l'Ikea. No, l'Ikea, no, sicuramente degheio, sicuramente degheio. Degheio. Avranno pure delle buone polpette, ma... Final. Oh, grazie mille, proseguiamo l'applauso Grazie a qui con voi. noi oggi Bulgarelli. Grazie! Grazie mille.